Bevande analcoliche, succhi di frutta, acqua sul podio dei rincari nel carrello della spesa. Un salasso per il portafoglio dei vicentini, come rilevano i dati dell'ufficio statistica del comune relativi al mese di luglio. Prezzi dei beni alimentari che in generale continuano a salire di mese in mese, con una variazione annuale arrivata al più 10,8%, dove spicca la variazione di un più 8,7% relativa a bevande e verdura. Alimentari, ecco, in primis. Negli alimenti, sì. Ma sono cambiati dove? Frutta, verdura? In generale tutto. Sono cambiati i vostri stili di vita? Più o meno, eravamo a risparmio anche prima, per cui non è cambiato moltissimo. Supermercati più economici ovviamente e la frutta e la verdura dai contadini. Sappiamo quello che mangiamo e si paga molto meno che al supermercato. La carta igienica che non sembra, oppure anche qualsiasi tipo di carte. Non si parla di verdure, di frutta e pasta, riso. Il riso è aumentato in una maniera strepitosa. Ad incidere sul costo della vita restano le voci relative ad abitazioni, elettricità, combustibili, il cui aumento in un anno è quasi del 25%. Dato mensile in maggiore diminuzione è quello del gas. Dappertutto è aumentato. Io ogni mese ho una bolletta, non riesco a capire. Variazione mensile al rialzo per la voce trasporti, così come rincarano anche i servizi ricettivi e di ristorazione, in cui il dato in maggiore aumento mensile è quello relativo alla voce servizi di alloggio, rincari in generale che portano i vicentini a tirare la cinghia. Guardiamo di più perché noi siamo pensionati e naturalmente quello ci arriva in tasca. Sì. Dobbiamo in qualche maniera fare sì che i soldi ci devono per forza bastare. E sto molto attenta a confrontare i prezzi, per me sono quelli di frutta e verdura. E dove va a comprare? Beh, generalmente vado nei negozi molto grandi di frutta e verdura dove ci sono offerte. Un luglio in cui i prezzi al consumo per i vicentini hanno pesato dell'8,6% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno.